Eccoci qui collegati. Buonasera a tutti. Eh, salutiamo Eccoci qui collegati nuovamente sia su YouTube, su Zoom, su Facebook. Un saluto a tutti. Riprendiamo appunto questo appuntamento con i commenti del giorno. Eccoci qui collegati ai fatti del coronavirus. Per quanto riguarda, diciamo, la giornata di oggi, 2 aprile, abbiamo isolato alcuni alcuni, come dire, leitmotiv più importanti, però prima di entrare nel vivo ovviamente c'è anche l'invito per chiunque voglia partecipare, di seguire diciamo non solo in diretta sui vari canali social la trasmissione, ma anche di entrare direttamente in videoconferenza, cliccando sul link che potete trovare nella mia pagina Facebook. Quali sono diciamo, i fatti su cui oggi volevo un po' soffermarmi? Beh, sono dei fatti un po' particolari. Beh, innanzitutto un'uscita da parte di un esponente del PD, Orlando mi sembra, che se n'è venuto fuori con la straordinaria idea di proporre la centralizzazione del sistema sanitario in Italia. Di per sé, per carità, uno può pensare che un sistema centralizzato possa funzionare meglio, però la gestione del coronavirus lo dimostra, casomai ce ne fosse stato bisogno, che in realtà, per quanto riguarda noi veneti, probabilmente è molto meglio continuare su una logica di gestione locale della sanità, gestione regionale della sanità. Questo è dimostrato dalla capacità dimostrata comunque di saper far fronte anche in modo, come dire, più proattivo alla situazione e anche, come dire, dai risultati, dai numeri che lo testimoniano. Da questo punto di vista credo proprio che se andassimo a chiedere ai veneti, se hanno intenzione insomma, di farsi amministrare la sanità da Roma, probabilmente la maggioranza non credo, possa essere d'accordo. Mi sembra veramente un classico tentativo, come dire, italiano di cercare di livellare, i servizi, ma verso il basso. Quindi c'è una sorta, se vogliamo, di invidia verso i veneti che magari possono avere un sistema sanitario che sicuramente è migliorabile. Voglio dire, anche nell'attuale situazione potremmo dare dimostrazione di diverse pecche che sono state dimostrate, però in generale, comparato al sistema italiano, sicuramente ha dimostrato di funzionare molto meglio e in più anche ha dimostrato di avere delle persone, mi riferisco al professor Grisanti o al professore Stefano Meridiano, e ad altri che insomma hanno preso delle decisioni importanti, hanno saputo anche convincere l'autorità regionale, la regione a seguirli e ad andare in una strada diversa rispetto a quella indicata da Roma. Sicuramente se ci fosse una sanità gestita centralmente da Roma, tutto questo non sarebbe potuto avvenire e siamo sicuri anche che i risultati sarebbero stati peggiori. Lo dimostra tutte, diciamo, la serie di azioni, come dire, discutibili che lo Stato italiano ha messo in opera per quanto riguarda tutte le attività che sono di sua competenza, a cominciare, se vogliamo, dalla preparazione al virus stesso, dalla impreparazione allo stesso, per esempio per quanto riguarda lo stoccaggio di materiale tipo le mascherine o quant'altro. Si commenta quindi da sola questa uscita dell'assessore, del ministro del PD, è meglio che la sanità resti in Veneto, anzi noi auspichiamo che la sanità venga gestita dallo Stato indipendente del Veneto, perché magari i numeri avrebbero potuto essere anche più confortevoli sotto il profilo
diciamo, dei malati, dei defunti, dei malati e delle vittime del coronavirus, e siamo certi che da questo punto di vista avere una gestione tipo quella, per esempio, come citavo anche ieri, della Slovenia, uno Stato indipendente a noi vicino che ha la metà anche meno della metà degli abitanti del Veneto, con un territorio che è uguale a quello della Lombardia, vede affrontare questa emergenza con risultati decisamente più positivi, seppure anche con mezzi più limitati magari. Però la possibilità di prendere delle decisioni dirette li favorisce. Volevo poi far rilevare un altro fatto che ieri, approfittando proprio dell'emergenza coronavirus, praticamente la quasi totalità dei partiti ha messo in campo un emendamento, approfittando proprio del coronavirus, per cercare di impedire, di bloccare la concorrenza nel settore telefonico e impedire la possibilità agli utenti di effettuare la portability del telefono fisso. Questo è un colpo gobbo, un colpo, oserei dire, da Stato comunista, che dimostra la natura intimamente socialista, comunista dei partiti italiani, che pur con toni differenti su alcuni temi, poi alla conta dei fatti si dimostrano solo interessati ad accaparrarsi i soldi delle tasse dei contribuenti, magari per andare a sistemare i loro addetti in carrozzoni di Stato che verrebbero così creati. Un altro aspetto molto interessante che volevo mettere in rilievo, sì, l'altro aspetto appunto su questo punto è che tutti i partiti sono accomunati, quindi questa è una cosa molto grave, anche se oggi sembra che la Lega si sia tirata indietro o stia per tirarsi indietro da questa posizione. Un altro punto che volevo rapidamente in questa breve pillola mettere in evidenza è invece un'altra cosa grave, è praticamente il coro di politici, di giornali e di tutti un po' i membri della Paracic italiano, dell'intelligenza italiana, con una litania antitedesca che è stucchevole. Sembra che tutti i guai dell'Italia dipendino dalla Germania. C'è chi addirittura, come il responsabile economico della Lega Borghi, rievoca manifesti della Repubblica Sociale Italiana per come dire, evocare il pericolo tedesco, no? Il pericolo della Germania che sembra sia lì a lucrare su di noi, che non ci aiuta, che è insensibile, per non parlare di quello che poi si dice all'Olanda. Addirittura oggi Zaia se la prende con la Germania perché dice il Veneto sta perdendo punti di PIL in questa situazione, ho paura e voglio evitare che ci sia una Germania che prenda misure straordinarie a difesa delle imprese tedesche. Ma guardate, la Germania, se, come dire, sta affrontando questa situazione di crisi con magari strumenti anche economico-finanziari più importanti, con decisioni che sono effettivamente più interessanti per i cittadini e le imprese stesse, è perché probabilmente finora non ha attuato una politica da cicala, ma una politica da formica. Se lo può permettere perché in un qualche modo ha sempre avuto i propri conti in ordine, al contrario dell'Italia che invece ha speso e spanto i nostri soldi in un modo vergognoso. Da questo punto di vista volevo far notare anche come non sia vero che l'Italia abbia in un qualche modo si trovi di fronte a una situazione di mancanza di solidarietà dagli altri stati europei. No, non è vero, anzi è vero esattamente il contrario, sono stati predisposti strumenti, sono stati attivate linee importanti di credito. Ciò che vuole l'Italia in questo frangente
è invece qualcosa che effettivamente non penso si possa chiedere ai tedeschi, cioè che i tedeschi vengano a pagare i debiti che gli italiani hanno fatto finora, oppure che vengano a prestare soldi in modo, come dire, incondizionato, senza garanzie sul loro utilizzo, per evitare che magari, come ha già fatto in questi giorni in Italia, questi stessi soldi vengano poi impiegati per andare a tenere in piedi un parassita, un colabrodo come l'Italia. Oppure perché l'Italia, diciamo, impieghi questi eventuali soldi per approvare politiche assurde tipo quota 100, tipo reddito di cittadinanza, diciamo soluzioni che con tutta evidenza non ci possiamo permettere. Allora a me lascia un po' perplesso vedere come ci sia da parte dei politici italiani, compreso Zaia, questa litania continua che a me ricorda invece qualcos'altro. Cioè a me sembra che si stia manifestando il meccanismo che già si è manifestato in questi giorni in altre modalità. Vi ricordate qualche giorno fa quando si è scatenata questa guerra contro i runner, perché sembrava che questi poveri runner che magari correvano in campagna da soli si trovassero, fossero i responsabili, gli untori di questa situazione grave che si è venuta a creare con il coronavirus, e gente dal proprio balcone pronta ad effettuare delazioni contro queste persone. Quando in realtà uno che corre, cammina, quello che volete, osservando le distanze di sicurezza, non nuoce a se stesso e agli altri, perché comunque il virus non sta nell'aria. Se rispettano le distanze non c'è possibilità di contagio. Lo stesso sta avvenendo con la Germania, cioè si cerca di individuare dei nemici esterni per far sì che i nostri concittadini non si rendano conto delle gravissime responsabilità che invece hanno avuto e stanno avendo i politici italiani e la classe dirigente italiana in questa grave situazione. Cioè, il vero virus, se vogliamo, che emerge oltre al coronavirus stesso è la stessa Italia. E l'unico antidoto, l'unico vaccino che abbiamo contro questo virus terribile che ha distrutto la nostra economia e ora mette a repentaglio anche la nostra salute, si chiama, per quanto ci riguarda, indipendenza del Veneto. È questa l'unica via. È importante approfittare di questi giorni per stare bene attenti a non cadere nel tranello di queste parole chiave e di questi ritornelli all'odio verso elementi esterni che i politici italiani stanno cercando di mettere in atto con l'aiuto corresponsabile dei media, degli organi di informazione che sono finanziati dalla politica in Italia per lo più, e di tutti i métrapenseurs, tutti gli opinion maker, tutti i vari, come si dice, pensatori, opinionisti che potete sentire in TV o nei giornali o alla radio. Evitiamo di cadere in questo tranello di cercare un nemico esterno, perché il nostro vero avversario, il nostro vero nemico sono proprio i politici e i partiti italiani. Il nostro grande problema, il grande virus che sta affliggendo il Veneto, ma non solo il Veneto direi, si chiama Stato italiano, si chiama Italia, si chiama volontà di centralizzazione, si chiama socialismo strisciante, si chiama dittatura liberticida, e l'unico vaccino, l'unica cura si chiama indipendenza del Veneto. Approfittiamo di questi giorni per acquisire questa consapevolezza, per condividerla con i nostri concittadini e per far sì che quanto prima riusciamo a trovare la via del consenso attorno al progetto di indipendenza del Veneto. Con queste parole, cari amici, vi saluto. Vi do appuntamento alle prossime pillole nei prossimi giorni e sono ben lieto di aver condiviso con voi queste riflessioni. Grazie e buona serata. Alla prossima.